Buonasera e ben ritrovati a Camper Veneto. Siamo a Ceneda, il cuore della diocesi di Vittorio Veneto, da dove parte il nostro viaggio di questa sera. Iniziamo con un'ampia pagina dedicata ai giovani, in particolare con un'iniziativa della pastorale giovanile che si intitola L'ultimo e il primo, oppure L'ultimo è il primo, dipende dalle letture. Ed è una iniziativa per il 31 dicembre e Capodanno passato con i più poveri, ma ce la racconta Don Roberto Bisker. Come detto, quindi ci sono diverse iniziative che sono partite dalla pastorale giovanile, che coinvolgono i ragazzi e i giovani per questo fine anno. Esatto, sì, alcune iniziative che partono proprio a proporre ai giovani delle esperienze concrete di servizio caritatevole, quindi verso i più poveri, i più bisognosi, e anche una possibilità di un viaggio educativo di preghiera su alcune figure concrete, appunto, di santi e comunque personaggi importanti che possono aiutare i giovani a crescere nella fede. Padre Turoldo, Primo Mazzolari, appunto, come dei riferimenti importanti, e Papa Giovanni XXIII. Mentre per quanto riguarda l'esperienza di fine anno di servizio, diamo l'opportunità dei giovani di fare in maniera alternativa delle esperienze verso anziani in case di riposo, disabili in alcune comunità di recupero ex tossicodipendenti, alcune esperienze proprio di servizio per animare il giorno dell'ultimo dell'anno, ecco, verso chi in genere è un po' più solo. Ecco, Don Roberto, proprio il titolo è anche significativo, si gioca un po' sulle parole l'ultimo e il primo, intese come giornate, intese anche proprio come persone, come soggetti. Esatto, proprio le ultime persone possono essere le prime persone verso le quali noi stiamo un po' più attenti. Ecco. I giovani vogliono rendersi disponibili perché è un'iniziativa partita dai giovani, questa qui, proprio a sviluppare un'attenzione di servizio verso gli ultimi, appunto, nell'ultimo giorno dell'anno, per iniziare bene il nuovo anno. Ci si può ancora iscrivere, basta rivolgersi alla pastorale giovanile. Sì, certamente, ci si può ancora iscrivere tramite il sito, ci sono nel form di iscrizione nella pastorale giovanile, nella diocesi e nell'azione cattolica, ecco le opportunità. Oppure tramite l'ufficio di pastorale giovanile o i propri parroci nelle parrocchie. Questo il 31 dicembre, 1 gennaio, quindi nella nottata, e poi il viaggio invece quando si svolgerà, e anche in questo caso le iscrizioni sono ancora aperte. Sono aperte anche in quel caso lì, e i giorni sono gli stessi comunque, dal 30 al 1. Il viaggio è un'esperienza sempre importante perché permette proprio di accostare queste esperienze dirette di testimonianza, però insomma c'è ancora tempo ed è possibile sempre iscriversi proprio, insomma. E continuiamo a parlare di giovani, in realtà ci spostiamo geograficamente, siamo a Vaglio di Roncade dove trova sede il PIME, in questo caso il riferimento trevigiano, ma poi insomma è un riferimento anche regionale in realtà, perché proprio il PIME organizza una specifica iniziativa per i giovani per Capodanno, anche se in realtà, Padre Francesco, voi collaborate anche con l'iniziativa L'ultimo e il primo, vero? Certo. Sì, proprio qualche giorno fa alcuni nostri giovani che partecipano agli incontri di preparazione per l'esperienza estiva in missione ecco, ci hanno allargato l'invito promosso dalla pastorale giovanile di Vittorio Veneto a trascorrere il Capodanno, quindi il 31, con un impegno di servizio, una veglia, e poi uno scambio di auguri in vista del nuovo anno, con le persone spesso dimenticate nei nostri contesti sociali, quindi agli anziani, ai poveri, ecco, per cui anche noi come giovani aderiamo a questa proposta. Aderite a questa proposta di cui abbiamo parlato con Don Roberto, in realtà poi avete una proposta vostra specifica, una 3 giorni che si intitola Sentinelli di Speranza. Sì, il titolo di questa 3 giorni nasce proprio dal sentirci in sintonia con il cammino che i nostri giovani di tutta Italia, di tutto il mondo fanno verso la giornata mondiale della gioventù del 2011 a Madrid, e questa proposta, questa 3 giorni invernale, è stata organizzata dai centri missionari di Treviso, di Vittorio Veneto, insieme ai missionari del PIME, ai missionari della Consolata, proprio per offrire un'esperienza missionaria dopo Natale, un po', ecco, anche una esperienza originale, no? Di solito i nostri giovani partecipano ai campi invernali, ai campi di formazione, nelle varie esperienze aggregative. Ecco, questa è un po' un'esperienza
nuova che nasce quest'anno. Ecco, ricordiamo un po' com'è strutturata quindi. Sì, ci troveremo a Vittorio Veneto presso i missionari della Consolata che ci accoglieranno e faremo un viaggio. Guinea-Bissau, Birmania, Myanmar, anzi, Tanzania sono alcuni luoghi che noi conosceremo attraverso l'esperienza dal vivo di alcuni testimoni che abbiamo invitato e che verranno a raccontarci la loro esperienza e scopriremo come si può vivere la speranza anche in alcune situazioni di particolare difficoltà, come per esempio in Myanmar nel contesto dello sfruttamento anche di tante persone, la negazione dei diritti umani, se pensiamo anche all'esponente donna birmana recentemente liberata, oppure la Tanzania, scoprendo la figura di un presidente dello Stato della Tanzania che si è speso e dedicato per la difesa della libertà di espressione appunto l'attività poi anche pratica attraverso dei laboratori dove i giovani possono venire a conoscenza di questi contesti stranieri, spesso anche un po' dimenticati. Infine conosceremo dal vivo una realtà caritativa che è a Feltre, che accoglie giovani ragazzi in difficoltà e li aiuta ad essere creativi, a tirar fuori il loro talento a partire da quella che è la loro storia, a volte segnata anche da fatiche, per cui si può essere portatori di speranza anche dentro il nostro mondo a partire dalla propria storia, laddove ci si trova.